Siamo al rigassificatore, via. Parto dall'energia allora, posso, direttore, mi dica? Beh, allora, sul tappeto, insomma, sì, via. Beh, la questione delle infrastrutture energetiche, allora, prima di tutto, cosa deve fare la Regione e cosa farà la Regione quando governeremo noi? Prima di tutto il piano dell'energia regionale. Voi sapete che individuare impianti biomasse piuttosto che fotovoltaico, piuttosto che gli elettrodotti, piuttosto che il rigassificatore rientra in quella pianificazione e programmazione delle infrastrutture energetiche che spettano alla Regione e la Regione deve farlo e non l'ha fatto. Quindi, prima cosa, pianificazione e programmazione delle infrastrutture. Sta arrivando. Vabbè, con calma, sta finendo la legislatura, serve come propaganda per dire l'abbiamo fatto. Allora, cosa invece serve? Sicuramente non quella legge sull'energia che in qualche modo, secondo me, ha creato un cortocircuito nella partecipazione e nella capacità di calare sul territorio le infrastrutture. Anche qui, fatemi essere un pezzettino europea. Io mi chiedo perché in altre zone europee si riescono a fare anche grandi infrastrutture. Qual è la dinamica che si innesta virtuosa tra il territorio, le compensazioni, la capacità di fare le infrastrutture? In Europa, per esempio in Francia, si chiama débat public, cioè tu costruisci l'infrastruttura direttamente sul territorio, con gli amministratori, con i cittadini, con i comitati ed eviti che vai allo scontro piuttosto che all'immobilismo dopo e quindi lo fai prima. Per esempio qua potremmo copiarlo. Tra l'altro, lo ricordo a Lenarduzzi che è sempre più bravo di me, che questa è stata una delle dinamiche del governo Monti. Per cui ti hai incastrato. Così non parla. Ma non trovi 5 comuni contro l'elettrodotto. Allora, aspetta. Deborah, con che comune sta? No, ma aspetta, finisco, perché guarda, è una cosa sulla quale mi sono espressa, credo, con grandissima chiarezza. Sicuramente. Fatto il piano dell'energia significa che uno stabilisce quello che serve e quello che non serve. Allora, sul rigassificatore ho preso una posizione molto chiara. Io ritengo che se, come credo, vada sviluppata la portualità regionale e in particolare il porto di Trieste, che questo vada a inserirsi nelle dinamiche dell'intercettazione dei traffici piuttosto che di uno sviluppo vero, il rigassificatore sul quale il Comune, la provincia di Trieste hanno posto delle osservazioni che sono osservazioni di merito, io credo francamente che sul rigassificatore la mia posizione sia una posizione chiara che è per il no. Mi sono permessa di far osservare al Presidente Tondo che lui ha fatto un'intera campagna elettorale contro Illy nel quale si è esposto dicendo no al rigassificatore ed ora è colui che dichiara anche agli industriali dichiara che è favorevole al rigassificatore. Lo ha già detto, lo ha detto anche in interviste, c'è una rassegna stampa nutrita e potete controllarlo, ma il problema non è quello che pensa Tondo. Io ho detto sul rigassificatore attenzione. Posso interrompere? E sul rigassificatore perché questo messaggino è veramente una cosa incredibile. Prosegua. Allora, spero di torniamo alle cose serie. Allora, ringrazio però per il messaggino. Certamente. No, vabbè, insomma, giusto, no, il rigassificatore. Allora, sul rigassificatore ho detto io, ma perché quelle dinamiche? Tra l'altro, sapete, no? Sul rigassificatore le risposte che non sono state date dall'azienda e che vanno date anche per capire, no? Per capire meglio la questione della distribuzione. Piazzo il rigassificatore, come distribuisco il gas che lavoro, diciamo così, nel rigassificatore? Allora, ci sono una serie di questioni legate anche al no politico della Slovenia, che è un nodo che va sciolto perché la Slovenia ha altri interessi, non lo vuole, eccetera, eccetera, che meritano un approfondimento. Non si può dire sì a prescindere. Bisogna essere coscienti anche del fatto che quando si decide di fare una operazione del genere, e guardate che questo crea un cortocircuito pericoloso, non si può trattare nel modo in cui sono state trattate le amministrazioni locali. Mi riferisco al Comune e alla provincia di Trieste, i cui pareri sono stati ritenuti assolutamente inconferenti, al punto di ottenere in quella commissione l'unanimità che impedisce di portare il rigassificatore sì o no in giunta, lavandosene le mani. Ecco, io voglio una politica che ci mette la faccia. Era in Consiglio Comunale a Trieste a rispondere a tutte le istanze, sia della provincia che del Comune, del territorio, di coloro i quali. Ma non è questo il punto. Tondo era stato invitato per discutere della crisi occupazionale della provincia di Trieste, giustamente ha fatto bene, è andato. Quindi, sia un accordo con Kersko? No, perché io ho già detto di no e lo hanno detto i cittadini italiani. La centrale nucleare. La centrale nucleare di Krško, che lei sa essere una delle più vecchie in Europa, che è già stata sottoposta a dei fermi per dei controlli, è una di quelle sulle quali l'Europa si sta interrogando sul phasing out, cioè sull'uscita. Allora, siccome i cittadini italiani con estrema chiarezza hanno detto no all'energia nucleare, io dico no all'energia nucleare. Questa è una bordata. E sicuramente no alla Onorevole Serracchiani. Petti, direttore del Gazzettino, anche lei la possibilità di interrogare i nostri candidati. Sì,
abbiamo parlato di conti, di costi. Ora c'è un costo che grava particolarmente sulle aziende italiane e quindi anche su quelle di questa regione, che è il costo dell'energia. Ora, in questa regione ci sono da questo punto di vista alcuni problemi aperti che voi ben conoscete, il rigassificatore di Trieste, gli elettrodotti. Tutto sospeso, tutto bloccato, tutto incerto. Ci sono state già dichiarazioni molto forti da parte del fronte imprenditoriale, degli ultimatum, che poi sono anche scaduti senza che succedesse niente, ma insomma meglio così. Allora chiedo a entrambi, su questi due fronti, che risposte concretamente siete intenzionati a dare? Il rischio che le imprese, altre imprese, perché alcune l'hanno già fatto, fuggano oltre confine per questa ragione, non vi spaventa? Partiamo da Deborah Serracchiani. Ma allora, il costo dell'energia è uno dei costi da abbattere per tornare ad essere competitivi e attrattivi sul nostro territorio, non c'è dubbio. Io parto, diciamo così, da quello che è nel compito estremo della Regione che va fatto in fretta. Noi non abbiamo il piano energetico regionale, che contrariamente a quello che è stato sostenuto recentemente dal Presidente Tondo è fondamentale, per più motivi. Primo, se la Regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, ha il piano energetico regionale, accede direttamente ai finanziamenti europei sulle energie rinnovabili. Quindi lei capisce che lì si apre tutto il mondo dell'efficientamento energetico, della riqualificazione, insomma anche dell'aiuto alle imprese ad abbattere determinati costi. Faccio un esempio, il distretto di Manzano. Per quanto poche, ci sono ancora delle imprese che stanno lavorando, hanno fatto investimenti, stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo. Al di là della detassazione di ricerca e sviluppo, possiamo anche immaginare che investendo in un piano di efficientamento energetico, quelle imprese che comunque producono, sono consumatori di energia, possano abbattere l'energia utilizzando i finanziamenti europei e col cofinanziamento della Regione. Il piano energetico regionale è anche necessario perché a quel punto è la Regione che avrebbe, se lo avesse fatto prima, ora è un po' diverso con la normativa nazionale, ma uso il condizionale perché non sappiamo ancora dove arriverà la normativa nazionale, avrebbe potuto decidere lei il sì o il no al rigassificatore, il sì o no agli elettrodotti e fare un piano qualificato. Perché dico quindi che è necessario il piano? Perché sarà lì che noi vedremo quale energia, quanta energia, che tipo di energia, come distribuirla, a chi darla e come farla consumare. Su alcune domande specifiche, io ho detto di no al rigassificatore per un motivo molto semplice. Siccome io credo che una delle risorse straordinarie di questa regione sia la sua portualità, a partire dal porto di Trieste, implementare il porto di Trieste, recuperando aree, c'è il problema della Ferriera di Servola, abbiamo altri problemi, migliorando i raccordi ferroviari, migliorando il retroporto, cercando anche di intercettare traffici con la Bassa Baviera piuttosto che con l'est dei Balcani, significa evidentemente creare le condizioni per uno sviluppo del porto che dal mio punto di vista è incompatibile col piazzare un rigassificatore nel Golfo di Trieste. Sono con costretto a chiederle le di chiudere. Sì. Passerò là dopo per gli elettrodotti. Allora, solo se posso. Allora, e quindi no rigassificatore per implementare il porto. Per quanto riguarda gli elettrodotti, sia l'elettrodotto Udine Ovest di Puglia, non solo e non tanto perché serve a un'azienda, ma perché serve anche ai cittadini e nei termini della compensazione possiamo abbattere il costo delle bollette. Piano di riordino del sistema dell'energia delle infrastrutture che abbiamo, che disperdono in quanto vecchie il 40% di energia in questa regione. Quindi quel piano che darebbe lavoro all'economia locale ci fa recuperare anche energia. Aggiungo anche che abbiamo la necessità di fare degli accordi con i vicini di casa per capire anche quello che serve. Il Wurmarksson-Plago, per esempio, oltre all'impatto ambientale, eccetera, probabilmente non serve perché lì le dinamiche sono altre. Ci sono funziona molto bene l'utilizzo, ad esempio, dell'energia fatto dalla SECAB con minore impatto ambientale che sfrutta l'energia idroelettrica. Ci sono già degli elettrodotti e degli impianti che sono stati realizzati. Mettiamo a norma tutto quello che abbiamo e sono convinta che riusciamo anche ad abbattere l'energia. Oltre al fatto che siamo autonomi, leva fiscale autonoma, possiamo anche incidere sulla fiscalità per quanto riguarda l'energia.